Come ti chiami? Mi chiamo Carmine. Carolina, Quanti anni hai? ho 24 anni, a giugno ne faccio 25. Tengo, veramente non l'ho detto mai a nessuno la mia età perché comunque tutti quanti mi scambiano per giovane. Ho 42 anni. Un tuo pregio? Il mio pregio. Sono troppo buono, almeno così mi dicono. Il mio pregio praticamente, vabbè, non sapete, scusa, struzzato si dice, la bellezza, no? Perché uno quando è bella, cioè si vede quando non è bella. Spicca, Dentro e fuori? fuori e dentro. Un tuo difetto? Il mio difetto, sono troppo buono. Un mio difetto è che, diciamo, forse dico un poco parolacce, perché comunque le parolacce ogni tanto le dico, perché sanno a le parole, che spazio, cioè ecco, vedi quando scappa, è un mio difetto. Chi fa più ridere? Carolina, cioè non va passare cosa che mi arrendo perché non posso competere assolutamente, Carolina è, cioè, conosci più a Carolina che a me, quindi io faccio ridere, come scusa. Cammina mi piace, fa ridere, però sai perché te ne faccio i cazzo, ma non è che fa ridere perché fa ridere, cioè faccio ridere perché poi io so io, no? Perché so io, chi so io? So io. Tu chi sei? Sono io. Ah, ok. Cosa cambieresti nella tua vita? Nella mia vita cambierei, boh, non lo so. Ma contenti che le tengo, quindi non cambia niente. La mia vita cambierei, diciamo cambierei casa, cambierei marito, figlia, mobile, letto, tavola, stai cambiando tutte cose perché fa schifo tutte cose, però comunque noi ci arrangiamo, capi? Ci pigliamo quello che saranno praticamente, che saranno a carità. Che lavoro fai? Faccio lo youtuber, c'è chi lo fa per passione, chi lo fa per lavoro, io faccio per passione e per lavoro praticamente, cioè è il mio lavoro. Diciamo che il mio lavoro è molto impegnativo. La casalinga è semplice come cosa, un capo a te, però è una cosa complicata, io faccio i servizi, lavi i piatti, lavo il terra, ti devi fare, capito? Faccio il mio lavoro, sì. Quando sei arrabbiato come reagisci? Quando sono arrabbiato io è niente, al contrario proprio l'opposto di tutte le persone, sto calmo io, quando mi arrabbio sto calmo così proprio. Una idea. Matideo o Matideo? No, una idea perché io sono una femmina molto istintiva, cioè capite, nel senso che si vedono tanto mi faccio fare passare cose del ship, capito, tutte cose ship, perché è un lato di me molto prepotente questo, sì. Se uno non ha i capelli? Se uno non ha i capelli, non è un ship, un sturbaccio. Qualcosa che vi accomuna? Cosa che ci accomuna? E può essere a capo che lei comunque al finale una parrucca ci distingue, ma ci accomuna la stessa testa. Qualcosa che ci accomuna, un po' comune, diceva che poi metto a fare un po' di famiglia perché mi lascia con mia casa marita, ancora un po' di famiglia mi lo buchi, diciamo che un buff ci accomuna a noi perché siamo baffuti ieri, tutti un buff, quindi ci accomuna, diciamo. Ma donna barbuta? Donna barbuta tengo la susa cusuta. Ah, ok. La paura più grande? La paura più grande, io ho paura della cattiveria delle persone, assai. La paura più grande, la bulletta in l'anello. Ma si non toglie, ogni volta che mi stimi in merda, la bulletta, la paura immensa, quella è una paura immensa proprio. Chi è più bello? Io. Ricordo, risultato su fatto. Caso più bello? No? Proprio difficile. Molto difficile. Qualcuno mi dice che sto meglio con la parrucca, quindi non so. Io sono più bello, ma che domanda fai? Ma è semplice la risposta, no? Guarda tu, è una cosa che si veda. Mira a me, mira, io sono io più bello, non so che spazio mi domanda. Con la telecamera davanti, ricorda? Sì. Chi è più intelligente? Carolina Canon. Santa sta. Canon, tu stai. Io voglio perché, semplicemente perché se non stai lì, Carolina non poteva esistere, quindi automaticamente a me non coppa che sta cosa che capacità me la buona, cioè quindi. Vabbè, alla fine. Si vede, no? Ci ha guardato. Non si vede che è più intelligente. Già da uno come parla si capisce, no? Sì. Chi è più famoso? Più famoso Carolina sicuramente, perché conoscono di più a lei ovviamente, no?
A me mi vedono ogni tanto, tipo mo, in questa occasione qua. Però Carolina è più famosa. Più famoso io, ma perché non la posso fare buono, non ce la posso fare buono, perché la verità è che sono più famoso e più famoso. Che già fai? Perché mi conoscono di più a me, magari per il mio pregio, per la bellezza sarà stufato, non lo so, però sì, è così. Soldi o fortuna? Soldi, fortuna. Fortuna perché al finale tengo i soldi, poi magari appena inizio scondendo. Allora la fortuna può essere la fortuna di non guarire mai malata, la fortuna di qualsiasi cosa, no? Quindi si può. Allora, la fortuna, diciamo che non faccio manco che è la fortuna, non lo so, non la conosco, non so nemmeno cos'è. I soldi mi devono servire, diciamo che ogni tanto mi faccio la sfizia, a catto mangiare, faccio un po' di spesa da parrucchiere, perché da tanto che non ci vado, se ci fate caso, un po' di perucchi, infatti, il capito sto fatto, però i soldi, ma contattarsi pure i pochi. Il tuo punto debole? Punto debole, il mio punto debole è sempre il cuore. Cioè, è sempre la mia bontà il mio punto debole, praticamente. Colpiscono sempre là. Quando mi colpiscono là, Dove ti colpiscono? là. Ok. Il mio punto debole è quando mi cercano i soldi, non so, perché mio fratello è drogato, cerca sempre soldi, non capisco. Cerca sempre soldi. Non mi oggi sono dici perché è un mio punto debole, che tengo la sacca debole, non ce la fa, non vuoi chiedere i soldi per la bontà così. Come ti vesti di solito? Chi panna mia, ogni tanto mi prestano. No, mi veste normale, come vedete, jeans, maglietta, cioè proprio in modo normalissimo. Pasqua, Natale e Ferragosto, sempre questo, è tutto un unico abito, la comunione fine e mo, sono tornato ancora questo. La parolaccia che dici più spesso? La parolaccia dico, mannaggia Geppa sonno, dico pure una parolaccia un poco più, però quando mi arrabbio, il mannaggia bu, capito? Bu. Che sfazzima! Il giorno più bello della tua vita? Il giorno più bello della mia vita è stato quando sono riuscito a trasformare la mia passione in lavoro. Proprio. Il giorno più bello sicuramente è quando sono nato. Quando sono nata io praticamente ridevano tutti i piangeva. Poi quando io rido non lo ripiangono, cioè faccio piangere, però quello è stato il giorno più bello per tutti quanti, perché se non nascevi, no, ma. Ara tua, non è nato come me, ara tua! Una cosa che ti rende felice? Una cosa che mi rende felice, stare con i miei amici, il mio lavoro mi rende felice perché mi piace lo fa e bah, niente. La cosa che mi rende felice, per dire la verità, mio figlio è uscito, è una boato, non si fa zicca, ma voglio, madonna mia, però mi rende felice mio figlio. La prima cosa che fai al mattino? La prima cosa che faccio al mattino, mi alzo, faccio colazione, Non apri gli occhi? apro gli occhi la mattina, sì, è la prima cosa che faccio, apro gli occhi. Ma faccio un balcone e sputo un capelli. No, sì, perché mi diverte a fare questa cosa, al mattino mi sveglio, apro la finestra, buongiorno, io sputo i bicchierelli sul rattuzzo, mi guardo, fanno i rattuzzi e lo gli sputo un mazzo. Le tre cose che guardi in un uomo o donna? In una donna guardo, deve essere, cioè, se io guardo una donna, voglio per ricercare tipo la semplicità, la sincerità in una donna, proprio ad essere sincera, vera, e non deve essere superficiale. Le cose che guardo in un uomo, le cose che guardo in un uomo, per dire poi andate nei soldi, cioè in breve proprio, i soldi, sì. Hai mai avuto esperienze sessuali? Sì. Ne ho avute, normale, chiunque si hanno questa esperienza fino a un certo punto. Sino a là questa esperienza, qualche problema c'è stato, perché comunque o lo 10 anni, non lo so. Esperienze sessuali, cioè fighi, sacchi, poco. Sì, diciamo, la mia esperienza ho fatto in una panda, tutta stretta, facevo pure la panda. E mi ricordo le prime botte l'ho pigliata, sì, la capo due, allora mi chiede l'amore, tutto stretto, bruttissimo, no? La persona che ti attrae fisicamente? La persona che mi attrae fisicamente è Carolina. Carolina veramente c'ha un fisico che a me mi fa proprio, soprattutto il seno. La persona che mi attrae fisicamente,
Io non lo volevo dire, ma già adesso io salumiere me praticamente, un'attrazione incredibile, un'attrazione proprio, non so l'amo, ogni volta che l'amo sempre l'amo, niente arrenda. Ti depili? Cioè mi depilo però no sulle gambe, braccia, proprio che di là che essere come una femmina, no. Cioè mi depilo, là mi depilo, però perché chi mi piace più assai, giù lì, mi depili, no, no. Che animale vorresti essere? Che animale vorrei essere? Vorrei essere tipo un insetto piccolino, per andare ovunque senza che nessuno si accorge di me, per sentire, per vedere, spiare, non lo so, ma mi piacessi essere invisibile, un insetto invisibile. Beh, Io vorrei essere una trica. tica. Una trica, perché i triche sono a così, capito? Come a così, tipo fanno i sip. Genere musicale? Genere musicale, italiano, napoletano, pure inglese ogni tanto. E mi piace un po' di tutto. Ultimamente ascolto molto Ultimo. Genere musicale, Mauro Nard, Natalino Nard, Vincenzo Junior, Nando De Marco, mi sento proprio tutte cose, sempre napoletano che chiama di faccezza zitti, cose, mi dire tutto, Ciro Rizzo. Meglio grassi o magri? Meglio veri. Meglio. E dipende, sono secca, ma per ragioni di stomaco, capito? Sono secca, però meglio non ti so dire. So dire che si ti secca da mangiare, se ti giatta da fare dieta. C'è vita dopo la morte? Non so se dice, veramente, non è una cosa che non lo so con certezza, però penso, ti posso dire quello che penso. Ma vai. Penso, speriamo di sì. Non mi continua a fare qualcosa. Aspetta, non la cazzina, aspetta, faccio sapere. Ci fai un saluto? Ciao ragazzi, mi raccomando lasciate un like, un commento, quello che volete voi scrivete, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto e poi... io voglio salutare a tutti quanti, pure un salumiere, se a casa mi sta guardando, guarda, faccio un po' di scollatura. Praticamente vorrei salutare tutti quanti, vi do un bacione forte in faccia a voi, fate bravi, mi raccomando, fate i monelli e lasciate un commento se non vi sputo un pazzo e poi ci vediamo presto con altre cose belle, tutte fashion.